Refugio Arzignano, Caos Mantova. Anche stasera 3 punti importantissimi per la lotta a salvezza. Arzignano ne ha sicuramente più bisogno di un Mantova orfano questa sera del suo tecnico Pino Minella. Il fischio dell'arbitro e l'applauso dei tifosi a corsi numerosi. Andiamo a leggere la formazione, chiamiamolo ora il nostro Filippo Tres con la formazione del Mantova, che schiera con il numero 2 Fontagnello, con il 5 Leleco, 7 Micheletto, 11 Bueno, 12 Ricordi, 13 Parrella, 14 Di Guida, 16 Matteus, 77 Dimas, 88 Cabessa, 97 Gabriel, 98 Prado. Questa sera il tecnico è Giovanni Lungo. Real Fuzza Arzignano, Mister Lopez a disposizione con il numero 1 Bastini, 2 Pozzi, 5 Marzio, 6 Tumiati, 7 Castrati, 8 Miftari, 9 Amoroso, 10 Morillo, 20 Pedotti, 22 Claro, 27 QT, 30 Molaro. Partita particolare per Pedotti, poi lo sentiremo anche al termine della partita nelle interviste post gara, purtroppo, e lo diciamo con un brivido che ci corre lungo la schiena. Domani farà ritorno nel paese natale del Brasile, vicini a Giovanni Pedotti, vicini alla situazione non proprio felice della madre. In bocca al lupo perché tutto possa sistemarsi al meglio, nella speranza di rivederlo presto nuovamente qui ad Arzignano. E proprio Pedotti parte nel quintetto di partenza con Amoroso, Marzio, Morillo. Tra i pali c'è il solito Pozzi. Manto invece con Capitan Leleco che va in panchina tra i pali. Il numero 12 Ricordi, poi ci sono giocatori in movimento, con l'88 Cabessa. In campo sarà Arzignano a battere il primo calcio d'avvio, poi con la maglia numero 13 c'è Parrell, con il 14 Di Guida, e là a fare un po' da giocatore, da ultimo giocatore con la maglia numero 97 mi sembra di vedere Gabriel. Mantova questa sera che deve fare a meno di Chitola e di Dalcin. Il primo squalificato la settimana scorsa, secondo già alla seconda giornata di squalifica. Ecco il via di una sfida con 2 formazioni che nel turno infrasettimanale hanno rimediato delle brutte sconfitte. 7-4 al passivo esterno per l'Arzignano in quella di Asti contro il Genova, 10-5 Rotondo sempre al passivo invece davanti il pubblico amico per il Mantova contro il Sandro Abate. Mantova che intanto la formazione virginiana che ha già conquistato il pallone, manovra con Gabriel, fa girare palla dall'altra parte per Parrella con Gabriel. Ora è Di Guida che chiama in causa Gabriel. Cabeza intanto, la formazione lo ripetiamo deve fare a meno del suo tecnico Pino Minella, vecchia conoscenza del futsal veneto, non che Mantova poi sia tanto distante. Tra l'altro Mantova che qualche anno fa, quando diciamo tutto è partito, tutto è iniziato, giocò proprio nella serie C regionale del Veneto, un banco di prova importante. Intanto è passato già un minuto, due portieri fin qui inoperosi. Ricordiamo per il Mantova maglia bianca, striscia rossa per il numero 12 Ricordi, d'altra parte invece completo grigio per Matteus Pozzi. Gabriel per Parrella chiama in causa Di Guida che viene pressato da Amoroso, lo spinge a terra, acquista un fallo laterale. L'arbitro dice al bomber dove andare a battere questo fallo laterale. Così facendo aiuta il numero 9 biancorosso oggi Arzignano in completo nero a non perdere la rimessa laterale. Amoroso per Morillo, Pozzi, rinvio lungo di Pozzi a cercare Pedotti che come può cerca di mettere giù il pallone, non lo domestica. Allora ripartirà a Ricordi dal fondo. Gabriel, Parrell, Di Guida si sopra la linea di metà campo, si torna di qualche metro indietro con Gabriel, Di Guida, scambio fitto per vie orizzontali in quel di Mantova. Ora si prova la verticalizzazione per Cabessa che però non riesce a raggiungere il pallone, allora può ripartire Pozzi comodo sulla destra, passaggio rasoterra per Marzio cerca un compagno libero,
lo trova in Amoroso, che ha lo spazio per avanzare, alzare la testa, guardare e scambiare con Morillo. Morillo conquista soltanto una rimessa laterale, l'ultimo tocco è di Gabriel, dunque out in zona d'attacco per la formazione di casa. Arzignano che ha all'attivo 6 punti, troppo pochi in un campionato che quest'anno saluterà 3 formazioni e una quarta dai play-out, dunque lotta salvezza più che mai aperta ma più che mai difficile. Intanto fa alto il pressing del Mantova con Pozzi che è costretto a calciare via un pallone sulla pressione di Gabriel. Arzignano dunque che concede una palla in attivo negli ultimi 10 metri alla formazione quest'oggi trascinata da Giovanni Luombo. Pronto Parrel a mettere il pallone sulla riga blu che delimita il campo del Pratese, ma sul fondo Gabriel, fermato da Marzio, conquista qualche metro senza mischia, ma comunque avanza il Mantova. Ancora Parrel ha ricevuto l'indicazione all'orecchio da Gabriel. Parrel indietro per Di Guida che non riesce a calciare, Parrel in mezzo per Cabeza, il tiro, deviazione, palla che si impenna. Pedotti dice di essere stato colpevole dell'ultimo tocco, dunque viene assegnato giustamente il primo calcio d'angolo dalla bandierina che non c'è con Parrel. Pronto Parrel che fin qui ha battuto tutte le palle inattive del Mantova, palla scodellata per Gabriel, come può in 2 tempi Pozzi che cerca un compagno avanti, serve Amoroso, protegge il pallone il bomber Amoroso, strattonato da Gabriel senza fallo. Morillo costretto a indietreggiare, Morillo si gira, lo scambio per Amoroso che avanza, alza la testa, serve l'aniquilador venezuelano che è costretto a ripartire alla sua metà campo, fermato Morillo che riceve ancora il pallone da Marzio, poi con la punta del piede la spizza, ma ricordi comodo la prende. Marzio intanto conquista subito, Morillo si gira, Morillo fermato ancora da Di Guida, bravissimo Di Guida nella marcatura. Qui intanto probabilmente poi arriverà anche un fallo, va sul fondo Cabeza, raddoppio, viene fermato il gioco, l'arbitro fischia e va giustamente a decretare il fallo cumulativo con una calma. Signor arbitro, ha fischiato in modo poco incisivo e poco convincente, il Mantova era giustamente ripartito. Da qui però abbiamo visto benissimo che c'era un fallo, dunque primo fallo falloso commesso dall'Arzignano. Sempre 0-0 il punteggio, 16-35, palla in mezzo che attraversa tutta l'area. Cabeza un po' si dispera più con se stesso per non aver toccato quel tanto che basta il pallone verso la porta e le spalle di Pozzi. Morillo, Marzio, pressione alta, bravo Marzio a far uscire il pallone per Amoroso, lo scatto del 52enne, Pedotti, Morillo addomestica come può il pallone, poi una specie di tacco, conquista comunque una falla laterale sull'ultimo tocco di Guida, già battuto da Morillo. Amoroso, Morillo, Marzio per Pozzi, ancora pressione di Parrel, ancora un rischio per la difesa arzignanese che conquista comunque un'altra palla inattiva, out, che andrà a battere Morillo. Sì, perché Marzio lascia lì il pallone. Intanto scambio di marcature, Cabeza lascia al numero 5, intanto è entrato anche l'Eleco, dunque il primo cambio effettuato al Mantova. Qui il servizio di Amoroso per Marzio non è dei migliori, subito Parrel avanti per Cabeza, strattonato da Pedotti che mette il pallone in fallo laterale. Lo stesso Cabeza gioca subito, fa ripartire il cronometro servendo Di Guida, l'Eleco, capitano del Mantova di questa sera. Cabeza, Di Guida, Parrel ancora per Di Guida che un po' aspetta il momento forse non adatto per calciare, conquista comunque un fallo laterale. Dunque ennesimo out d'attacco per la formazione virgiliana. Di Guida, l'Eleco, Parrel per Cabeza che si gira, qui c'era probabilmente un fallo, va bene all'Arzignano che può ripartire con Morillo per Amoroso, in mezzo il pallone, anzi più un tiro. Proteste giuste da parte del Mantova, Cabeza
aveva preso lo spazio, Pedotti d'esperienza lo ha trascinato a terra senza però farsi vedere nell'ultimo strattonamento. Però siamo già in cronaca di nuovo con Leleco, Parrell, Micheletto intanto, secondo cambio di mister Luongo, qui conquista un fallo laterale. Micheletto voleva l'ultimo tocco di Marzio, l'out, l'arbitro dice ho visto io, l'hai toccato tu, Pedotti. Se parliamo di cambio invece Arzignano che ha qualche problema in più. Qui intanto la palla che viene splizzata, fermi tutti. Amoroso invita anche l'arbitro che non fischia, poi Leleco mette fuori il pallone. Si sono scontrati, ricordi, Amoroso ha rischiato anche la frittata senza uova il Mantova, perché Leleco e ricordi non si sono intesi, quasi ne approfittava Amoroso. Senza uova perché insomma si parlava di testa, parte sotto l'ombelico, insomma lì entriamo in anatomia maschile che per fortuna per loro, insomma, per la procreazione non assistita va bene che non sia successo niente. Dai. Si riparte con Marzio che restituisce il pallone a Parrell, timido applauso di mister Luongo, tutto nella norma, con Micheletto, Parrell, giro palla prolungato del Mantova che vuole trovare lo spazio per affondare il colpo dalle parti di Pozzi. Ci prova adesso, tanto la spinta qui e arriva il fallo, l'abbiamo visto noi, lo ha visto benissimo anche l'arbitro ben appostato. Intanto a Giancarlo Arcieri qui live rispondiamo che non è in panchina perché deve scontare la giornata di squalifica dopo il turno infrasettimanale. L'abbiamo visto bello tirato e lucido comunque il buon Pino Milella, lì che soffre nella parte destra del Palatese, un Palatese che piano piano è andato anche un po' a riempirsi. I biancorossi che hanno bisogno del calore, ma attenzione a questa punizione molto delicata per il Mantova, con Leleco e Parrell pronti sul punto di battuta. Il capitano lo muove per Parrell, il tiro e la risposta di Pozzi che va ad alzare la palla sotto la traversa. Andiamo a scriverci questa prima timida occasione, non grandissima però comunque giusta per gli highlights che poi il nostro Davide Tres, per la fortuna della moglie Silvia, andrà a comporre questa sera. Dunque anche oggi Silvia ti è andata di lusso e succederà anche venerdì prossimo con l'Arzignano che gioca tanto in casa. Voleva un tocco di mano Parrell, l'arbitro gli spiega che difficilmente poteva togliere da lì le mani. Attenzione a Cabeza, ancora la risposta di Pedotti, maglia numero 20 che Pedotti, che ripetiamo purtroppo domani tornerà già in Brasile per stare al fianco della madre che sta attraversando un momento molto difficile. Auguri Gio, auguri anche alla mamma. Leleco, Cabeza, ancora per Leleco, cerca di andare giù sul fondo, trova un tiro, non c'è deviazione, la palla è fuori. Pozzi, lungo per Morillo con il collo, la palla comunque esce. Intanto salutiamo Beatrice e diciamo che la partita è in campo, non sul telefono. Beata gioventù. Intanto è entrato anche dall'Arzignano, non sembrava aver visto un cambio, invece ancora lo stesso quintetto dopo 5 minuti 50, gli stessi uomini per Lopez con Micheletto che va a fare la barba al palo, di pochissimo fuori il pallone. Intanto è entrato Dimash, numero 77, uno dei giocatori da tenere sott'occhio per il Mantova, già 10 gol per il 77 virgiliano, che va a toccare un pallone, la rimessa laterale per l'Arzignano, anzi no, lento arriva l'arbitro che indica in modo molto vigilesco che l'ultimo tocco era di Morillo. Pozzi intanto recupera subito la squadra biancorossa. Pedotti per Amoroso di nuovo a Pedotti vuole la circolazione di palla, vuole andare via. Pedotti conquista un altro fallo laterale sull'ultimo tocco di Micheletto. È sparito il cronometro che mi indica la situazione peso. Lasciamo stare, torniamo in cronaca. Salutiamo intanto l'amico Luca Biasi che questa sera ci guarda da casa.
tutto live la Serie A. Intanto Morillo all'ultimo tocco di Ricordi che va a mettere il piedino poco fatato ma incisivo sul tentativo di Morillo. Bravissimo qui il portiere del Mantova a mettere in corner Marzio, indietro per Pedotti, uno schema che porta soltanto una rimessa laterale perché tocca, mi pare che sia, anzi no, è il numero 11 Bueno. Intanto perde un pallone d'oro l'Arzignano, Pozzi esce e lo fa suo nonostante il tentativo di Bueno. Marzio intanto soffre troppo l'Arzignano, non riesce ad uscire, bisogna essere più cattivi, più incisivi ma anche più attenti. Intanto ripartirà Ricordi quando mancano 13 minuti e 7 secondi, lo vedete anche nel tempo live grazie al super iPhone muletto di Davide Tressigno. Intanto il pallone fuori ma bello schema d'uscita, da queste cose bisogna anche imparare. Bravo qui il Mantova ad uscire. Morillo intanto gioca per Pozzi, primo cambio dell'Arzignano, dentro Guti, fuori Amoroso, dentro anche Claro. Ricordi, attenzione, esce palla al piede, serve per l'Eleco. Dimash, il bomber Virgiliano, tocca per l'Eleco, si torna indietro da Bueno. Micheletto, lo scambio veloce del Mantova che vuole mandare in tilt la difesa zianese. Qui va di lusso che Micheletto non ha trovato lo spazio per il tiro, fermato da Micheletto, da Pedotti che riparte, Pedotti per Morillo alto Morillo. Tutto partito da un recupero di Pedotti che ha messo fisico e esperienza, anche il piede. Il venezuelano però non è riuscito a essere l'aniquilador che tanto ha fatto impazzire in Perù. La formazione della Lima da dove arriva dopo la visione in prima persona di Mister Lopez che l'estate scorsa è andato a farsi un giretto a vedere la Coppa Libertadores del futsal sudamericano. Attenzione intanto, il gol del Mantova con Bueno che si fa pizze, bibite e patatine di Guti e poi la mette sotto il set. Dunque Mantova che trova il vantaggio al minuto 7,59 con Bueno, e qua ci viene fame, non è il Kinder Bueno ma è un gran gol di Bueno che sblocca dunque la partita in salita per la formazione ora di Mister Lopez con Pozzi avanti per Morillo. C'è il fallo, anzi no scusate, era Claro, viene fischiato fallo, il terzo, e l'arbitro va a dire di stare tranquillo. Là il portiere ha sempre ragione, non cattivo. Ricordi anche d'esperienza l'urletto Bonario per procurarsi il terzo fallo. 11:50 termine, Mantova che ha trovato la via del vantaggio con Bueno pochi secondi fa con un bel gol che vi ha riproposto il nostro Filippo Tres. Più tardi lo vedremo sicuramente anche in replay. Eccolo qua l'autore del gol che serve l'Eleco, Dimash. L'Eleco prova a portare via il pallone Claro, Bueno attaccato da Guti, Dimash. Movimento palla del Mantova che ora cercherà anche il raddoppio. Qui viene fermato, anche qua un rischio, fallo, non protesta, si può ripartire alla contropiede con Guti, Ibra Guti fuori, ma c'è la deviazione? No, non c'è deviazione, dunque ha subito risposto presente il numero 27 bianco-rosso che aveva lasciato troppo spazio a Bueno, autore del gol del vantaggio. Vicinissimo al pari Ibra Guti, in gol anche martedì a Genova. Qui intanto Bueno non riesce a saltare Molaro che intanto è entrato in campo, saltando Morillo del quintetto di partenza è in campo in questo 9 minuti di gioco. Ne mancano 10:59 al termine del primo tempo. Molaro per Claro, lascia lì il pallone, allora il numero 30 biancorosso muove per Morillo, argentino Claro, lo scambio con Guti che viene anticipato, Dimash va via, viene spinto, non c'è il fallo e la deviazione comunque è arzignanese, dunque fallo laterale per il Mantova. Qui bravo Dimash, di fisico
a tenere la spinta di Claro e poi a conquistarsi un fallo laterale in zona offensiva. Leleco dietro per Ricordi, si ripartirà dal numero 12 virgiliano. Dimash per Bueno, pressato da Morillo, non c'è fallo. Leleco, il capitano della formazione virgiliana, bel numero di, attenzione qui, il tiro, cosa mi ha mangiato di Guida, e io che ho un grande appetito non riesco proprio a capire cosa abbia sbagliato sotto porta di Guida dopo il numero di Dimash, che si era bevuto alla faccia dei compagni un paio di spritz sulla corsia laterale, era andato via a palla in mezzo. Tanto qua Claro davanti tiene in campo il pallone, giro palla sulla destra verso Morillo. Claro per Morillo che si accentra, il tocco di Dimash, voleva un retropassaggio di Amoroso ma era involontario. Si continua a giocare, giusta la decisione dell'arbitro. Quindi intanto Molaro e Ricordi fa sentire ancora la sua presenza quando siamo entrati nella seconda parte di tempo. Ancora Ricordi sul tiro di Molaro, si è disteso in tuffo, prova l'Arziano veloce, c'è ancora una deviazione, dunque ancora un corner. Chissà che arrivi Capitano Uncino, Peter Pan o magari anche Wendy qui in postazione a portarci la bandierina che non c'è. Molaro non tocca il tocco per Dimash, la ripartenza veloce del Mantova, è costretto Morillo in scivolata, non c'è fallo, bravissimo Molaro a recuperare, ha rischiato grosso ma bravissimo il numero 30 biancorosso, lui la vuole ripartire, serve Morillo, Amoroso, Morillo, Claro per Molaro avanti per Morillo si gira, non riesce a tenere il pallone, lo tira comunque vivo, se lo porta oltre la linea blu, c'è il tocco, l'ho visto l'arbitro, deviazione di Guida che un po' si arrabbia perché a suo parere dice di aver toccato, è andato fuori Morillo che ha speso molto dentro Pedotti che tocca il pallone, voleva il time out, tanto il tiro di Pedotti fuori, voleva il time out a Lopez, l'arbitro, il cronometrista non si è accorto che il pallone deve ancora essere messo in gioco. Si va avanti comunque 9-18, 1-0 Mantova. Bueno, autore del gol, sta decidendo questo primo tempo e anche questa partita. Leleco, Parrell esce lì per Dimash, ora ancora Parrell, manovra insistita della formazione ospite che al debutto in Serie A ha già totalizzato ben 13 punti, un morolino di marcia, qualche protesta lecita anche per qualche decisione molte volte contro, attenzione però bello qui lo scambio con il tiro deviato, ma qua applausi li faccio anch'io, applausi per l'azione che ha portato al tiro di Guida, bello questo Mantova, buono per l'Arzignano che sia stata che la deviazione sul tiro, praticamente un rigore di movimento, intanto là si sventola aria, Leleco si sventola l'area per Morillo che ha speso tantissimo, c'è Gustavo Simonassi il fisioterapista, c'è Alberto Nogara vice allenatore e preparatore dei portieri e proprio dal suo portiere Pozzi ripartirà il cronometro morbido per Molaro che vuole il movimento di compagni, Amoroso non c'è nessuno, ora va Molaro a prendersi l'etichetta di attaccante arzignanese, Pedotti qui intanto la suola, manca il tacchetto e quindi palla regalata al Mantova di Guida. Parrell, Gabriel intanto rientrato di Guida per Dimash che va sul fondo, tiene in gioco indietro per Parrell, Dimash, Gabriel, un rutto strozzato in gola, Parrell fermato da Molaro, il tentativo di verticalizzazione ad opera di Guida, Dimash, Parrell, Dimash pronto ad uscire dal campo, probabilmente il numero 77 virgiliano, Gabriel vuole però giocare un'ultima palla d'attacco, il bomber della formazione ospite, già 10 gol quest'anno, Parrell deve andare sul fondo, costretto a indietreggiare, è ben disposta la difesa arzignanese, un
Mantova, che però non ha alcuna intenzione di alzare il ritmo. Amico Giancarlo, se non si vede bene non dipende dalla nostra connessione, perché gli 80 mega di download, insomma, non ti dico cosa potresti vedere con questa qualità video che qui Trash può offrire. Pedotti, Molaro, fermato, fallo, sì, fallo di guida, che ha cercato con un blocco di arginare il tentativo d'attacco di Molaro. Primo fallo per il Mantova, ne ha già commessi 3 l'Arzignano, 6:52 al termine, 1-0 per la formazione del COS Mantova. C'è mister Milella in tribuna, Giovanni Longo questa sera a farne le sue veci. Il fischio e rincorsa di Pedotti, vedremo se andrà a calciare il puntone diretto sul corpo di Cabessa. Molaro si accentra, va a calciare, tiro fuori, non c'è deviazione, era una deviazione Molaro, non l'hanno vista gli arbitri. Comunque riparte, ricordi, comodo per Micheletto, Gabriel. Ci si prova sempre Marco Zonato. Quindi un altro fallo di Gabriel, il secondo, partita comunque correttissima, fin qui Gabriel si mette davanti al pallone, l'arbitro dice stai tranquillo, ma Gabriel, essendo intelligente, non voleva far ripartire l'azione, se non hanno chiamato distanza lo poteva fare. Un po' di manuale del calcio ogni tanto ci sta, per chi le regole le conosce poco, come sottoscritto qui, attenzione, rischia Amoroso, costretto a chiamare in causa Pozzi che spara via. Ringraziamo anche Ernesto Valerio. Dico sempre sì, va bene, bravissimo, ma sarei anche bellissimo. Insomma, qui in mezzo ai Petres posso anche vantarmi di questo, ma torniamo al Palatese, mancano 6 minuti 360 secondi e poi le squadre andranno al riposo, non per bere il tè caldo, ma magari una bella Red Bull che dia ancora grinta per un secondo tempo, nella speranza che l'Arzignano non entra in campo come visto a Genova. Voleva un fallo per l'irruento controllo al lato B di Amoroso da parte di Gabriel. Pedotti, giro palla verso Molaro che cerca di andare via, bravo Micheletto a farne le veci, via a guardarlo per bene, palla intanto per Amoroso, scambio verso Marsio, il capitano torna da Pedotti, nel frastuono anche del tamburo tamburante, qui Molaro fermato. L'ultimo tocco era di Molaro, ha ragione Micheletto a chiedere la rimessa laterale, qui intanto ancora Micheletto a toccarla, questa volta sul tentativo infiltrato. E intanto è quella qui che tromba la sirena, dunque felicità momenti per la sirena del Palatese con il pubblico che fa sentire la sua voce e noi come di consueto ci rifugiamo nell'ottima acqua Dolomia. Ci siamo dissettati anche qui in tribuna stampa e allora perché non ricordare la figura qui intitolata questa tribuna stampa, il grande Michele Trolese, amico di grandi battaglie ai tempi del Griffo, il maestro giornalisticamente parlando del sottoscritto, il vecchio Trutru, insomma sempre qui, starà anche stasera là a soffrire, a guardare la partita. Intanto fa la doppietta la sirena, beata lei, in una giornata dove i giovani hanno protestato per il clima. Qui all'interno saranno una 13 di gradi, felpa immancabile Chime addosso, purtroppo quella dell'Arzignano deve ancora arrivare, non c'è la grande taglia per il The Voice. Vedremo se riuscirà l'Arzignano a fare il miracolo del pareggio. Pedotti per Bastini, entrato in campo la deviazione, corner per l'Arzignano. Bastini che ha trovato anche il gol all'inizio stagione, il time out chiesto da Lopez era appunto per
cercare il movimento, palla avanti di Bastini, rientrato intanto subito Pozzi, torna per Arzignano con Marcio, indietro per Amoroso, ma bravissimo Gabriel a fare partire l'azione del Mantova con Gabriel, ma l'uscita tempestiva di Pozzi che scodella altissimo un pallone che va ad incrociare sulla parte alta del Palatese. Chissà se sono ripartite le casse andate in mona, si può dire. Intanto dentro anche Matteus giocatore, e qua mi parte l'embolo della memoria che se ne va a farsi benedire. Se ricordo male, lo scorso anno giocava con il peso, dunque taglia in carica, è dato Parel, raddoppio del Mantova, ma qui sembrava più il coltello sul burro fuso, il colpo di testa, non mi ricordo di chi, poi per Parel che in corsa la mette alle spalle di Pozzi, aveva un'autostrada, qui Marcio non è riuscito a recuperare. E dunque il raddoppio della formazione virgiliana. Sono sentiti anche gli applausi qui alla nostra destra. Arzignano che deve ripartire per la terza volta dal cerchio di centrocampo, probabilmente Cabessa, gioco di parole, Cabessa con la testa e chi vi parla è Testoni, dunque un trio di teste dure, ma ottimo il suggerimento e anche ottima l'iniziativa di Cabessa. Quindi Anton Morillo si fa fermare, ricordi del pallone. Parella ha capito, ha intuito tutto, ha lasciato lì Marcio. Intanto i pensionati ottantenni che dicono sveglia i ragazzi, anche stasera lo Scalabrino ha aperto le porte. Marcio indietro per Pozzi, si riparte Pozzi, Marcio torna indietro Pozzi, Pedotti, Marcio, scambio per Amoroso va via, c'è in mezzo Morillo, la palla non era uscita, Matteo si fa ripartire, ma bravo Pedotti a prendersi il pallone, poi Parrell senza tanto pensarci la spara via, nella direzione Matteus, la palla è ora invece per l'Arzignano, che non mancano 4 minuti e 7 secondi, ora 6, ora 5, li conto tutti, 4, 3, 2, 1, ma Parrell bravo a chiudere la diagonale, a fare ripartire l'azione del Mantova dando servizio palla all'Eleco, gira per Cabessa dall'altra parte, Cabessa si accentra fermato da Marcio, un piede gli chiede scusa a Marcio, gli ha dato un pestone di quelli che Cabessa ricorderà a lungo, non cattivo, ma c'erano gli estremi per un nuovo fischio. Intanto Cabessa ancora con la testa, portatagliela via perché potrebbe fare male. Morillo capisce tutto, ma ancora Cabessa che non ha solo la testa ma anche gamba, e poi chissà, non siamo nel suo spogliatoio, chissà cosa possa avere ancora. Parrella torre del 2-0 per Matteus, scambio verso l'Eleco, il capitano dà ordine, Parrella avanti per Cabessa che si rifugia dietro ancora da Parrella, Matteus, Parrella, avanti per l'Eleco, fermato da Marcio senza fallo ma tiene comunque vivo il pallone il capitano del Mantova con Pozzi che tocca il pallone sul piede e giustamente viene assegnato la rimessa dal fondo, bravo Pozzi ad uscire. Un po' sfortunato a Cabessa qui a toccare per ultimo il pallone, palla lunga di Pozzi per Amoroso che la mette giù come può, si gira Amoroso chiama ad assistenza Morillo che non riesce a girarsi, non c'è fallo, il Mantova esce, qui c'è il fallo invece di Pedotti che chiede scusa, quarto fallo a 2,55, ma subito chiede scusa dal numero 20 di Arzignano, Pedotti, arrivato per giocare 3 partite, lo ricordiamo ancora, domani tornerà a casa, speriamo che tutto possa ristabilirsi, possa tornare a giocare per la maglia numero 20 di Arzignano, ma chiedo scusa ancora Pedotti. Intanto Matteus tocca l'Eleco, questa quarta punizione, ricordi comodo verso Cabessa, contrastato da Marcio, Cabessa gli dice lo voglio basso il pallone. Intanto questo Black Friday gode soltanto il Mantova al momento, turbinio di emozioni al Palatese firmate dai virgiliani, avanti 2-0 quando mancano 2:30, e quella squadra di mister Milella arrivato in tribuna oggi seguita da Luongo che gioca ancora d'attacco con l'Eleco, Parrella, scambio verso Cabessa, fermato soltanto per qualche istante da Marcio,
che tocca di testa verso Pozzi, che può manovrare. Nuovo tentativo per l'Arzignano, si rifugia da Marsio, Pedotti, scambio per Morillo, Amoroso, Pedotti, ancora fermato da Leleco, c'è il fallo di mano secondo l'arbitro, Leleco indica la coscia, punizione biancorossa, Pedotti chiede la distanza, l'arbitro che fischia davanti a due panchine e fa retrocedere Parelle e Cabeza, due uomini in barriera, due uomini sul punto di battuta per l'Arzignano, siamo distanti, vedremo se Pedotti andrà a calciare con il puntone, si defila Amoroso, probabilmente così, Pedotti, la risposta e ancora Ricordi si salva e poi la palla che si impenna di poco alta sopra la traversa, c'è una deviazione probabilmente di Leleco, dunque brivido per il portiere del Mantova, che ringrazia per la mira non perfetta Morillo. Marsio, ancora Arzignano con la palla data indietro da Amoroso per Pozzi, è costretto a giocarla comoda per Pedotti per Amoroso avanti per Morillo, Leleco di testa mette in fallo laterale 1,43, ultimi assalti biancorossi al fortino di Ricordi, Amoroso per Morillo, il tiro e Ricordi se la trova lì sotto il sedere e comodo senza puzzette la ferma. Cabeza per Matteus, indietro per Cabeza, ma la palla è regalata e allora l'Arzignano deve cercare di approfittarne. In questo momento l'unico fin qui di confusione da parte della difesa del Mantova. Marsio, ancora chiamato in causa Pozzi, mette giù il pallone Amoroso, il puntone deviato, fallo laterale 1,16. Fatica l'Arzignano. Pedotti, riparte il cronometro, stiamo parlando nell'ultimo minuto. Amoroso Marsio, Morillo rischia di rimuovere il pallone verso Pedotti, anticipato Amoroso, fallo laterale con ancora per l'Arzignano, 62 secondi. Marsio ancora fermato, ma la palla arriva a Morillo va sul fondo, bravo Cabeza, esulta per aver fermato il venezuelano. Marsio, Pedotti, telefonato il passaggio verso Leleco, non so cosa provava, Cabeza dice non avevo paura, ho calciato via. Subito Pozzi per Amoroso, scorrono già i secondi, siamo già oltre l'ultimo minuto di gioco, Morillo rischia di tenere vivo il pallone che perde ora Pedotti, allora Leleco può ripartire. Pozzi, mamma che rischio Pozzi, Marsio aspettava il pallone, qui intanto in anticipo Leleco, 30 secondi e 4 decimi. Ha rischiato Pozzi, gli è andata bene che nessun attaccante della Mantova fosse lì nei pressi dell'area biancorossa. Pedotti, tocca per Morillo ha due uomini, Morillo verso Pozzi a 4 secondi di tempo, rilancio comodo verso Amoroso, di testa per Marsio che la alza altissima, azione fotocopia del gol del 2-0, peccato che il pallone sia uscito altissimo. Ultimi secondi, Amoroso intanto ferma e qui probabilmente è finita il primo tempo, ci sono ancora 6 decimi. Grande occasione per riaprire la partita in questo finale. Marsio lancerà dentro il pallone, vediamo se sarà qualche deviazione. Condannando l'arbitro, Marsio in mezzo, Ricordi respinge, la sirena che tromba, il duplice fischio e si va al riposo. Aspettiamo il fischio, in questo momento altri 20 minuti, Mantova avanti 2-0 qui alla Palatese Arena. La palla sfila, intanto salutiamo il terzo tres, quello bravo a giocare, David, domani in campo in casa del Nervesa. Qui intanto
Amoroso viene aiutato a rialzarsi da Leleco, voleva asciugare il campo dei due giocatori, butta via il pallone Leleco. Allora ecco che entra lo scoppettone Vito, che anche lui si stava addormentando là guardando questa partita non certo emozionante in questo inizio di ripresa a 27 secondi, e la prima emozione è che entra il palo Ivano dello scoppettone ad asciugare per bene il campo sulla sudorazione eccessiva di Amoroso. Intanto si parlano, sorridono arbitro Amoroso e Leleco. Marzio ora, nell'attesa che il palo Ivano esca, restituirà il pallone al Mantova. Capitano verso capitano. Marzio a Leleco che applaude il collega di maglia e di fascetta in questa sfida 11ª di campionato live a gratis su PMC Sport Fuzza. Qui intanto scivola Micheletto e regala una rimessa laterale per Arzignano. Pronto Marzio a batterla. Cerchiamo il lato B di Davide Tres, indietro per Pedotti, Morilo recupera verso Marzio, Morilo, il venezuelano nello spazio, serve Amoroso che avanza, tornare indietro a Pedotti, fa girare palla il numero 20 biancorosso, oggi in tenuta black, perché oggi è il Black Friday e allora tutti black. Fallo intanto il primo di questo secondo tempo con il numero 11 Bueno che chiede subito scusa e si allaccia anche lo scarpino. Minuto e 4 secondi, primo fallo della Cas Mantova in questa ripresa con Marzio per Pedotti, respinto da Bueno che capisce il tiro in verticale del numero 20 arzignanese. Corner dunque con l'eterno Marzio in gol la scorsa settimana, 52 anni suonati. Marzio, Pedotti altissimo, purissimo e poco levissimo. Si alza il pallone sopra la traversa di Ricordi che fa sbattere per una terra, poi gioca per Micheletto, Dimash, fermato Bueno per qualche istante da Pedotti, ci riesce, la palla però è uscita, protestano i giocatori. Oggetto per la VAR della prossima partita, avremo anche la VAR perché Davide si è impegnato ad acquistare delle telecamere costosissime direttamente dalla NASA. Dimash intanto cerca di andare via lo scambio con Bueno che supera Marzio, ma poi il capitano recupera. Sorrisi intanto poco amichevoli in campo, palla indietro per Micheletto che va sul fondo, mette in mezzo, palla era uscita. Vediamo se Morillo non batte in velocità, se no l'arbitro giustamente avrebbe fatto ripetere l'azione dove va Pozzi. Marzio, Pozzi va a prendersi il pallone, avanza, rischia Pozzi, si prende il fallo, la spinta e anche il primo cartellino giallo per Bueno. Certo Pozzi non ha resistito fisicamente parlando come in uno scontro maschio-femmina, si è lasciato cadere facilmente sul tocco di Bueno. Secondo fallo commesso dal Caos Mantova e punizione per l'Arzignano sempre da distanza assiderale. Vedremo, intanto l'arbitro fa rispettare la distanza, c'è Bueno che fa gol, Bueno che fa fallo, Bueno che fa barriera, mano laddove i gioielli cantano. Qui intanto salva un pallone d'oro, ma ancora Arzignano come si è fermato, mi sembra fosse stato Leleco, ma attenzione alla ripartenza. Amoroso ci mette un piedino, Pedotti non si fa prendere il pallone e qui la scivolata perfetta di Morillo che può ripartire, le contropiede per Arzignano, recupera la difesa del Mantova. Marzio per Pedotti che non riesce a calciare, ancora una spinta, ancora un fallo, vistosa la spinta e anche il cartellino giallo per Dimash. Secondo cattivo di questa partita a fermare Pedotti lanciato a rete. Ora la punizione si faceva invitante, ma l'arbitro fa rispettare il giusto punto di battuta
voleva un fallo l'Eleco, ecco perché le proteste del capitano Virgiliano. Fondamentale comunque la scivolata pulita. Marcio diceva era qui, ma l'arbitro ha deciso che invece era lì. Amoroso, Morillo, Pedotti lì vicino al pallone, Marcio sul secondo palo a tener ferma la porta. I tifosi, gli ultras di oggi, di ieri e di domani là in curva ad aspettare il fischio e la rincorsa di Amoroso. Il bomber indietro per Pedotti, la palla in mezzo e Ricordi ci mette la manina d'oro per mettere il pallone fuori da ogni pericolo. Le scivolate intanto di Pedotti su Dimash. Si riparte ancora dalla formazione virginiana. Certo l'Arzignano è entrato in campo sicuramente in modo diverso rispetto a quello visto martedì con il Genova, ma è sempre il Mantova che a 17:38 dai termini della partita conduce 2-0 qui alla Palatese Arena. Live su BMG Sport Futsal, lo spettacolo della Serie A, con la formazione virginiana che si prende un fallo. Amoroso anche si becca il giallo. È entrato in modo scomposto sulla caviglia di Bueno, almeno stando a quello che si è percepito dal labiale del primo arbitro di questa sera. 3 falli Casumantova, 1 Arzignano e Casumantova avanti 2-0. Ancora Ivano, il palo Ivano con lo scopettone di Vito. È bello, li sentite sottofondo i tifosi che non smettono di incitare la formazione di casa. Secondi di attesa. Aspettiamo il fischio. Si stanno riscaldando, quindi possono stare là in piedi sull'invito del cronometrista. Pedotti fa spallate, la palla esce per l'Eleco contro Marzio, dietro verso Di Guida, cambio lato verso Cabessa che si accentra, muove per l'Eleco, palla ora verso Dimash, Cabessa, ancora Dimash, palla dentro, attenzione il pivot, Pedotti va via per Amoroso. Morillo, allora bisogna allargarsi, lo fa Pedotti. Morillo va sulla corsia di fondo, fermato, riparte allora il Mantova con Dimash per Cabessa, il tiro in mezzo al piede di Pozzi che salva l'Arzignano da un contropiede bello e buono. Primo pericolo di questo secondo tempo al minuto 3 e fischia. È già battuto per l'Eleco che colpisce l'asta ed è là che trema l'asta. Asta piena di l'Eleco, che brividi per Pozzi, salvato dalla traversa, vicinissimo. Allora il Caos Mantova, il 3-0, l'Arzignano che deve però reagire, pronto intanto a rientrare Gabriel. Morillo, fermato da Di Guida che si prende proprio gli applausi di Gabriel, pronto a tornare in campo. Il fallo laterale deve essere battuto laddove ci sono i foot fit del primo arbitro. Morillo verso Marzio, 16-20, manca un'eternità, ma l'Arzignano deve assolutamente provarci in questo momento. Mantova che ha lasciato qualche spazio in più rispetto al primo tempo, grande possesso palla della formazione virginiana che oggi, ricordiamo, deve fare i conti con le assenze di Dalci, la seconda giornata di squalifica, anzi no, era di Salas, perdono, non Dalci. Amoroso fuori, e poi di Chitola, il suo espulso la scorsa settimana. Non ha trovato la giusta traiettoria per indirizzare il pallone alle spalle di Ricordi, che muove subito per Dimash avanti, anticipato Marcio da Cabessa. Pedotti voleva prendersi il pallone, un pallone che poi esce sul missile sparato in faccia di Guida, non riesce a trattenerlo il numero 14 del Caos Mantova, oggi striscia verticale bianca e completo azzurrino per la formazione guidata in panchina da Giovanni Luongo. In tribuna costretto anche Milella. Amoroso con l'aiuto anche di una deviazione riapre la partita il bomber. Amoroso al minuto 4 e 20 secondi, dunque
Arzignano che torna in gara con il bomber 1-2 alla palatese. Allora si alza anche l'urlo della torsida biancorossa. 15 minuti e 40, Arzignano, lo stavo dicendo prima, l'ho detto, doveva alzare il ritmo. Andiamo subito a vederci anche la deviazione, probabilmente. Intanto c'è Cristian Molon, che stasera figurina Cristian Molon viene a vederci, è qui al nostro fianco, ma attenzione, ancora Pedotti per Marzio per Amoroso, l'ultimo tocco di un giocatore biancorosso, Amoroso, che lascia lì il pallone a Ricordi. Andiamo a vederci il replay del gol, sperando non arrivi un altro gol. Ecco qui il tiro di Amoroso. Sì, c'è una leggera direzione, ma insomma il gol è attribuibile alla bomber Amoroso. Qui intanto Mantova che rischia di andare a prendersi il 3-1. Amoroso perde palla, Dimash, palla sull'esterno della rete. Arzignano che concede un pallone d'oro a Dimash, che non riesce a portare a 11 gol stagionali. Poi è andato per Marzio. Adesso Mantova, che preso lo sberlone, vuole dare il pugno all'Arzignano e chiude la partita. Amoroso fermato, pulito da Di Guida. Riparte un 3 contro 2 con Cabessa, c'è Gabriel dall'altra parte, riceve il pallone, Gabriel ferma Pedotti. L'assistenza verso Di Guida, libero sul secondo palo, chiede il cambio Pedotti. Ecco che esce al suo posto Molaro. Che succede? Problemi per Amoroso, che si sdraia a terra. Cosa è successo? Non abbiamo visto cosa sia successo. Probabilmente qualche crampo, insomma. Alla giovane età di 38 anni, 3 partite di fila, purtroppo si fanno sentire anche sulle gambe del lupo, sempre l'ultimo a mollare. Qui però non sono crampi, perché subito Amoroso ha detto al comando di squadra, mi pare Molaro, di lasciare giù. Qui schiena, coscia, sedere, vedremo se riuscirà a restare in campo. Intanto rientra anche il palo Ivano, ben ormeggiato da Vito, lo scopettone. Amoroso si tocca il lato B, proprietà esclusiva della compagna di una vita, Erika. Esce lento, parla con Lopez, incita Ibraguti che entra al suo posto. Speriamo nulla di grave per il bomber. Intanto si prende il ghiaccio freddo nel sedere, ma siamo già in cronaca con Cabessa che va a calciare, 2 tempi. Puzzi dice no e lancia lungo per Ibraguti, che non addomestica il pallone. Lo recupera ancora Cabessa, che fa ripartire l'azione virgiliana verso la sinistra, dove c'è Parel, lo scambio a Di Guida ancora per Parel, autore del 2-0. Palla avanti per Cabessa, il tacco a cercare di impensierire Pozzi, che però è lì sicuro a prendere il pallone. Palla avanti per Murillo, troppo avanti, aveva però pochi secondi di tempo Pozzi per rimetterlo in gioco. Intanto dentro Claro a rifiatare c'è Marzio, ma è il caos Mantova che gioca, bravo qui Claro a metterci la testa a servire Guti, che serve Pozzi, Guti, Molaro, Guti per girare palla verso Claro. Guti per Molaro, che era di spalle, si dispera, non riesce a tenere il pallone in campo. Soltanto rimessa laterale però per il caos Mantova. Non è riuscito a recuperare il pallone a Ricordi. Ripartirà Gabriel con l'arbitro che gli dice dove battere questo out. Gabriel, palla lunga. Pozzi ora a giocare. Ibraguti lascia lì il pallone conquistato dalla formazione del caos Mantova con Cabessa, che non ha il tempo per andare a calciare. Parel, il tiro fermato da Guti. Non bisogna però, spunta Arzignano, concedere palloni sanguinosi lì al limite dell'area in modo così sempliciotto, perché il caos Mantova
gol li sa fare Parrelli intanto per la formazione ospite anzi Gabriel, il palo e deviazione, sì, c'è stata la deviazione, dunque un altro legno che salva l'Arzignano sul palo colpito da Gabriel, quasi anche un incrocio. Pozzi intanto avanti per Morillo fermato da Parrelli come può, l'ultimo tocco di Parrelli, la rimessa laterale per la formazione arzignanese e sarà proprio il numero 10 dell'Anchinador Morillo a battere questo nuovo auto a 13.07 dalla fine, un'eternità. L'Arzignano ha riaperto con il gol e leggero aiuto sul tiro di Amoroso, ma va bene per l'Arzignano che abbia riaperto questa gara, anche per dare maggior pathos a chi ci sta guardando. Poi avanti per Morillo tiene il pallone con un tunnel, Guti deve tornare indietro ancora dare Nichidor Morillo, chiedo scusa Guti, Claro Morillo, Claro Morillo, Claro che sì, Claro Morillo, Ibra Guti, scorrono tanti secondi, serie di finte del numero 27 biancorosso che va via, grande gioco di Ibra sulla così laterale, ma ricorda prendere il pallone, aveva la possibilità di ripartire da parte della Mantova con Claro che si va a prendere Bueno, l'ultimo tocco di Molaro, ottima la giocata di Ibra Guti sullo stretto sulla così laterale, intanto Matteus si prende il pallone da sotto il Palatese, non ci riesce, allora il cronometrista con una leggera pallombella a rimettere in gioco la sfera che Matteus rimetterà in campo per far ripartire il cronometro. 12-12 al termine di questa partita, Caos Mantova avanti 2-1, 2-0 nel primo tempo, poi l'aveva aperto Amoroso poco fa, quindi la spinta di Claro su Bueno, palla avanti per l'Eleco, contrastato in fallo laterale da Morillo, pronto a rientrare anche Pedotti. Qualche problema fisico anche per Morillo che si tocca, cos'è, polpaccio, forse più stanchezza per il venezuelano. Intanto andiamo ad inquadrare Griffive che gioca con i bambini, la bellezza della mascotte Davide Tressor che ci inquadra Griffive, il pulcino giallo del Palatese che gioca e scherza con i bambini. Ma torniamo intanto sul campo perché Morillo lento deve uscire dal campo, il cambio glielo dà Pedotti, dunque fuori due terminali offensivi più importanti, Amoroso e Morillo, e l'Eleco che va a sparare alto con Pozzi pronto veloce a giocare per Molaro, scambio comodo verso Claro che chiama in aiuto nessuno perché riesce a saltare a Parrella, avanza Claro ora costretto a dare a Pedotti che gira sulla destra per Molano, ancora Pedotti, si cambia versante con l'assistenza verso Claro cerca di andare adesso così laterale, si accentra Claro però non trova lo spazio per il tiro, allora si rifugia Pedotti di Braguti, Arzignano che vuole fare possesso palla ma deve trovare anche la soluzione finale qui, bravo Matteus a prendersi un fallo laterale, l'ultimo tocco l'ha commesso Molano, L'Eleco intanto per Matteus fermato proprio da Molaro, Ibraguti, Claro indietro verso Pedotti, due partite di Pedotti perché l'esordio l'ha fatto a Genova, esordio con gol, quello del momentaneo vantaggio 2-1 nel primo tempo, poi però l'ha frittata ad inizio ripresa. Intanto la rimessa di chi è? La rimessa è dell'Arzignano, ci ha fatto un po' attendere l'arbitro prima di prendere la decisione. Molaro intanto studia la posizione di Bueno, Pedotti, Claro contrastato da L'Eleco che gli tocca il pallone, ancora rimessa laterale per l'Arzignano, deve accelerare i tempi però la formazione di mister Lopez che è sotto nel punteggio, ora perde un pallone con Parrei che cerca di ripartire, non ci riesce, la palla comoda esce, rimessa laterale per la formazione ospite. Pozzi sperava di tenere la palla a sé, Parrelli intanto subito per Matteus, scusate, Dimash, L'Eleco
Dimash ancora, Bueno, ora Dimash, giro palla insistito verso Parrella, ancora Dimash, Leleco probabilmente ora c'è il fallo, non fischia l'arbitro, Ricordi costretto a calciare lontano, colpo leggero di spalla, dice il primo arbitro, in quel semplice rimessa laterale per la formazione di casa. Molaro per Claro, avanti verso Pedotti, che anticipa tutti i Pedotti, fermato da Ricordi, Claro tocca il pallone per ultimo e qui serviva maggior cattiveria lì davanti alla porta, Pedotti non se l'è sentita, ovviamente tiro forte, tiro un lob e poi ha tirato una mezza via che Ricordi ha ipnotizzato. Dimash intanto lancio lungo per Bueno che manda la palla oltre la linea blu che delimita il paratese, subito a Pozzi per Molaro, la palla non è uscita, allora bisogna far ripetere questa ripartenza, già fatto, Pozzi per Claro, indietro verso Pedotti, Pozzi non potrà toccare il pallone, qui Leleco l'anticipo, con Parrella che perde il pallone, lo riconquista soltanto per qualche istante Leleco, non c'è il fallo, è invitato a rialzarsi, qui siamo nel futsal all'inglese, fanno bene gli arbitri a far continuare a giocare, Claro con Pedotti non si capiscono, e poi ripartire Dimash che dà verso Bueno, contrastato da Claro, c'è il fallo ora, i falli cattivi no, ma le spintarella di Luna, spintarella al Palatezze, questo era un fallo, sì, secondo fallo Arzignano, giusto comunque il fallo, la spinta eccessiva di Claro c'era. Bueno resiste al contrasto, intanto Parrella si gira, intanto per qualche istante fermato da Claro che tiene il pallone in campo, lo gioca comodo anzi Molaro per Claro, ora è Molaro, attenzione rischiosissimo, Claro doveva giocarla prima per Molaro, esce comunque palla al piede Claro, Pedotti, palla avanti per Ibraguti che ha riconquistato soltanto per qualche istante, poi supera la linea blu, dunque rimessa laterale con Bueno che esce dal campo, Cabessa, Parrella, Gabriel, Cabessa, Parrella, Gabriel, ancora Parrella, cerca di alzare il baricentro Arzignano, ma bravo il Mantova ad uscire, palla lunga per attenzione al tiro strozzato, poi fuori di pochissimo di Cabessa, non c'è deviazione e allora lo spritz è meritato, attenzione Morillo, fuori Morillo con la corrente Claro che si arrabbia con il compagno, era solo al limite dell'area il numero 22 titolo argentino, ex Civitella Color Max, Ricordi, guarda in alto, ringrazia i santi e fa ripartire l'azione, Gabriel, Dimash, avanti per Cabessa, fa sfilare Pedotti, Pozzi, Pedotti, è rientrato intanto Amoroso che tenta lo scatto, lo serve comodo Pedotti e restituisce per un bomber al numero 20 Arzignanese che dice ai compagni di muoversi da davanti, Morillo fermato, mamma il tacco per Claro, pericoloso ma buono, Morillo fermato dal contrasto efficace di Cabessa che non ci mette solo la testa ma ci mette anche il corpo e il piede, esperienza, ottima partita di Cabessa. Fallo laterale intanto con Claro, punta l'arbitro, pronto a giocare il numero 22 Arzignanese per Pedotti, comodo verso Amoroso che di testa riesce a girare ma senza cattiveria verso Ricordi, subito palla in movimento per il Mantova con un Parrella che ora cerca di far uscire la sua squadra, Cabeza costretto con un tentativo di tacco a regalare la palla all'Arzignano, Pedotti pronto sul versante questo della nostra postazione a giocare verso Morillo. Pedotti verso Amoroso che tiene il pallone vivo, in scivolata lo serve per Claro, Morillo si gira, Amoroso, il bomber Amoroso chiama in assistenza Pedotti si accentra, fa scaricare il sinistro che però termina alto, non c'è deviazione, dunque ripartirà Ricordi
7 minuti e 13 al termine, Caos Mantova avanti 2-1, il pallone qui è uscito, ha visto bene l'arbitro. Cabeza qui ha commesso una piccola ingenuità, dunque rimessa laterale regalata all'Arzignano, già battuta Claro per Pedotti. Amoroso non ha lo spazio per girarsi, lo fa in questo momento, ricordi, in due tempi, blocca e fa ripartire le azioni suoi, ma Pozzi di testa si rifugia in fare laterale, anticipando Parella, Marci intanto rientra in campo al posto di Pedotti. Il pallone viene ora dato ai giocatori del Caos Mantova, dunque si può ripartire. Dimas per Cabeza, Parel, Gabriel, Parel, Cabeza, qui Marcio anticipare, Morillo fermato, ma palla ancora per Arzignano, Marcio per Claro, sanguinante Claro qui, attenzione Dimas in mezzo, fermato ancora dalla difesa dell'Arzignano, che ora cercherà di uscire con Morillo, palla al piede, Morillo di tacco per Pozzi, gioca comodo per Claro, giro palla amoroso per Morillo, è scivolata di Dimas, che però non è fallosa secondo gli arbitri. Attenzione, la rivedo qua sul replay, no, non c'è alcun fallo, qui Morillo si è lasciato andare, attenzione però al Caos Mantova che spara fuori con una di guida. Pozzi, basso per Morillo che si gira, una via Parella, ancora però fuori calibro il tiro di Morillo. Ricordi a giocare, palla, pronto intanto la maglia di potere di movimento per Arzignano, ho visto Elio Savignago gettarla con un po' anche di stizza verso di esse Piero Borelli. Palla intanto regalata dai virgiliani. Morillo Marcio avanti per Amoroso che si abbraccia con Leleco, con questa una rimessa laterale. C'è feeling, c'è passione tra Leleco e Amoroso che si scambiano un bel 5 al lato B. Mularo, il tiro deviato, corner, l'ultimo tocco con lo stinco, parastinco con quella gamba di Parella. Per un corner intanto Tris, beata la sirena che fa tripletta, vedremo se Arzignano saprà pareggiare oppure se subirà il Tris del Mantova. Intanto spunsiamo, come si dice qua da noi, qua su nel Veneto, spunsiamo un attimo e beviamo dell'ottima e benefica acqua dell'Omio. Al termine della partita, time out chiesto da Mr. Lopez sul corner a favore dei biancorossi. Minuto anche buono per Giovanni Luongo, assistente di Mr. Pino Mirella, squalificato in tribuna per ordinare un attimo le idee a livello di difesa. No, soltanto una questa volta la Sirena, già stanca dell'apoteosi della chiamata time out, si limita a una trombata. Corner dunque per i biancorossi. Marcio è il più deciso ad andare a prendersi il pallone per rimetterlo in gioco. Pozzi staziona all'altezza della linea di metacampo arzignanese. Marcio e Amoroso l'ultimo sguardo d'intesa, il fischio contro l'arbitro. Marcio palla in mezzo, fermato tutto quanto ancora una volta, subito in movimento Marcio per Molaro va a cacciare fuori, dunque ripartirà comodo dalle mani di Ricordi il tempo. Cabeza, Parel, intanto se ne va Leleco, vediamo se di guida sì l'aveva visto, non era riuscito a servirlo. Palla profonda intanto con Pozzi che in uscita anticipa Cabeza, riceve l'applauso e il thumb up da parte dei compagni di squadra. Di guida
per Parella. Ancora verso Cabeza, anticipato da un Stoico Mars, tiene il pallone vivo per i suoi. Amoroso, servito dal numero 2 Pozzi, palla avanti per Murillo, però era arretrato, non c'è nessuno comunque ricordi comodo per Parella. 300 secondi, 5 minuti, e poi sarà triplice fischio con il Caos Mantova che vede sempre più vicina la vittoria qui al Palatese. La spinta di Marsio sull'Eleco che però riesce comunque a dare palla avanti. Cabeza, siamo già nella metà campo biancorosso, Cabeza si accentra, chiama di guida per Eleco. Amoroso il tunnel verso Murillo fermato da uno spettacolare Parrell che gli mette lì il piede e gli dice di qui non si passa, divieto d'accesso. Murillo, grandissimo Parrell, e qui va a salvare un quasi gol fatto. Poi c'era si ricordi, ma che intuizione da parte del numero 13 Virgiliano Parrell. 3 milioni in campo sicuramente della formazione di Giovanni Luogo, che stasera in panca al posto di Pino Milelli. L'Eleco intanto che ha rischiato poco fa con la sua difesa, ma grande Parrell che gli tocca il pallone. Di guida, l'Eleco stava per scattare di guida. Bueno intanto è rientrato in tetto basso, che perde il pallone, andando fuori Marso, rientra Pedotti, ancora non mette il potere di movimento l'Arzignano, vedremo se aspetterà ancora qualche minuto mister Lopez. Pedotti per Amoroso avanti per Murillo, Parella anticipa tutti, anche ricordi, e poi spara via verso Pozzi che comodo avanza, palla al piede e dà a Pedotti. Molaro a Murillo, Pedotti, bisogna fare in fretta, si avvicina con un countdown inesorabile per la fine di questa partita. Murillo per Amoroso che perde lo spazio per il tiro, attenzione Parrella fermato da Molaro. Pozzi prende il pallone, volevano un rigore che però non mi sento di dire che c'era, e Leco intanto di testa mette la palla in fare laterale. Pronto Murillo a giocare a Pedotti, restituisce il pallone al venezuelano. Murillo va via, mette in mezzo un pallone, la difesa virgiliana mette in fallo laterale, intanto fuori Bueno, dentro nuovamente Dimash con la maglia numero 76. Intanto torna in auge il palo Ivano con Vito lo scopettone. La curva che non smette di incitare i propri beniamini non risponde presente però alla tribuna. Ci penseranno poi le birre a fine partita a dare linfa alle corde vocali dei tifosi biancorossi. Pedotti rischia, salva comunque Molaro in mezzo con Dimash che alza sopra la traversa, eludendo l'intervento di ricordi che viene graziato dalla non precisione del quasi autogol di Dimash. Corner. C'era un cambio, certo non effettuato nel momento migliore, con il Caos Mantova in difesa. Molaro però non l'ha visto. Poi mette in campo Ivano il palo. Aspettiamo il fischio dell'arbitro, poi torneremo a vedere futsal di Serie A qui a Palatese. Scontro importante per la salvezza, per la lotta a salvezza con il Mantova che respira ossigeno migliore rispetto a quello dell'Arzignano. Nelle retrovie Pedotti altissimo, fa la laterale soltanto. Pedotti votato come miglior gol nell'ultimo turno, intanto sarà proprio Pedotti a mettersi la maglia di potere di movimento, dunque a 3-0-2 tra poco entrerà in campo il numero 20 biancorosso con la maglia grigia al posto di Pozzi. Gabriel intanto, ricordi ancora per Gabriel, Guti alza il baricentro, esce comunque bene, c'è il fallo di Murillo, il terzo fallo, la spinta vistosa su Dimash, dunque
pareggiato il conto falli, non quello del punteggio, perché il Caos Mantova è avanti 2-1, come si può ben vedere dalle grafiche che MG Sport Futsal ha fatto. Davide Tres, Filippo Tres, Dimash fermato da Morillo che tocca il pallone e mette in fallo laterale, palla ancora per i virgiliani, con lo stesso Dimash che si prende il pallone, lo mette comodo sulla linea blu, da indietro a Parrell. Micheletto intanto è entrato in campo in questo finale di partita. Parrell va via, Parrell, alzatevi in piedi perché questo è un gol spettacolare. Parrell fa tris, e allora poi a fine partita assolutamente dovremo chiamare lui ai nostri microfoni per le interviste post gara. Si è bevuto uno spritz Aperol, uno spritz Campari, un prosecco, un Franciacorta, un metodo classico, un soave, ha bevuto anche il campo del Palatese e poi ha messo alle spalle, dopo averlo saltato di Pozzi, il gol del 3-1 che spinge nel sotterraneo l'Arzignano, che ora dentro in campo con Pedotti perché di movimento, una pressione fatta di 5 giocatori, l'Arzignano che deve anche mettere la sesta e l'ottava marcia, insomma Formula 1 ne hanno 8, l'Arzignano deve intanto provare a mettere anche la quinta, schema pugno alto dopo lo sberlone preso, attenzione palla in mezzo con Morillo che sbaglia un gol praticamente fatto, non c'è il colpo di mano. Morillo cosa mi ha sbagliato? Allora se anche Morillo sbaglia queste occasioni d'oro vuol dire che non è proprio serata, e speriamo che non sia il detto, che non sia stagione per l'Arzignano. Pedotti intanto 2-1, 180 secondi, anzi no, 6 più 2, 6 per 2, 120. Diamo i numeri, me ne scuso con i professori matematici che si gustano l'occhio con il Futsal. Pedotti a calciare, ricordi, respinge Marzio per Morillo, anticipato da Parrell, migliore in campo sicuramente di questo Caos Mantova, non solo per i 2 gol. Intanto mister Lungo va a chiamare il time out alla prossima palinativa 1:30, bisogna far veloce, velocissimo deve fare l'Arzignano con Pedotti che mette in mezzo un pallone per Parrell, fuori di poco Parrell, con padre e figlio che mettono il pallone in campo. Pedotti deve lanciare lungo, anticipato, Dimash va sul fondo, tiene vivo il pallone, lo conquista l'Arzignano che può ripartire veloce con Morillo. Stiamo per entrare nell'ultimo minuto, bisogna far veloci però, bisogna recuperare 2 reti. L'Arzignano lo deve velocizzare questa azione offensiva. Amoroso indietro per Marzio, Pedotti, Marzio, Amoroso in mezzo, la risposta ancora di Ricordi che c'è, Ricordi c'è, 48 secondi, non grandissimi interventi, grazie Michele per lo spettacolare, non grandi interventi, cioè non tanti interventi ma comunque decisivi, importanti per il numero 12 Ricordi, ma la palma del migliore dobbiamo dalla Parrell che ci ha deliziato con un gol fantastico. Morillo intanto, quasi 30 secondi, Marzio, Pedotti, Ibragutti, Pedotti, è in corsa, fermato, e allora se nessuno tira chiamiamo Lapo. Ibragutti, alto, solo corner, a 12 secondi possiamo dire ciao e complimenti al Mantova che si porterà via quasi sicuramente i 3 punti del Palatese. Arzignano che non riesce a scrollarsi di dosso, l'incapacità di vincere in questo momento importante della stagione. Palla intanto per Ibragutti verso Parrell che la posizione è fuori, stesso punto di prima ma ormai è andata. 6 secondi dalla fine, state live perché tra poco andremo ad ascoltare le voci dei protagonisti. E buonanotte Fiorellino, ve lo daremo tra pochissimo. Buonanotte Fiorellino, buonanotte tra il Palatese e il futsal, perché l'amore per il calcio a 5 resterà sempre. Abbiamo scomodato anche il vecchio De Greggio. Gli applausi intanto del pubblico palatese, ma applausi grandi per il Mantova che strappa l'intera posta in paglia
3 gol come 3 punti che si porta a casa l'abbraccio intanto tra Guti e Lopez, ovviamente l'ultima partita anche di Guti.